Fatta? Sì. Siamo qui con capitano del centro revisioni Padriciano Maiani, anche oggi un impegno totale massimo. Per un attimo il sogno della finale era lì, a 2 passi, a 10 minuti di distanza dalla fine della partita eravate in vantaggio voi, poi la qualità del tritolo, grandi giocate, preso il gol del nuovo vantaggio loro, fisicamente non ce la facevate più a controbattere colpo su colpo. No, siamo arrivati ad un punto che eravamo veramente finiti, abbiamo consumato tutte le energie. Loro sono più allenati di noi e ce l'hanno spuntata. Complimenti comunque al Tritolio, fortissima squadra, bravi tutti veramente. Siamo partiti in svantaggio, abbiamo avuto il cuore di continuare, di riuscire a fare il pareggio. Siamo riusciti a fare il vantaggio e ci hanno preso in contropiede proprio nel momento che eravamo stanchi. Basta. È stata anche un po' di sfortuna perché c'è stata l'opportunità di arrivare addirittura al +2 una volta conquistato il gol del 4-3, facendo il 5-3 magari adesso staremo a parlare di un'altra prospettiva per domenica sera. Sì, c'è stata più di due possibilità, ce ne sono state molte di più, non siamo stati bravi a sfruttarle, sbagliando si impara dicono, quindi speriamo di sfruttarle nella finale per il terzo e quarto posto e almeno di prendere il terzo posto, dai. Parlavamo con qualche tuo compagno in precedenza, venuto qua ai nostri microfoni, che comunque vada per il centro revisioni Padriciano è un torneo da ricordare in assoluto. Assolutamente, è un'annata da ricordare nel centro revisioni, che quest'annata ha fatto veramente grandi cose, soprattutto in questo torneo nel quale ci sono grandissimi giocatori di grandissimo livello e siamo riusciti a tenerli testa, siamo riusciti a arrivare in finale, cioè è una squadra che, ripeto, sono amici che giocano dei tornei da calcio a 7 durante l'anno, non fanno campo unico, non fanno 3 allenamenti a settimana e arrivare a questo livello, a questo punto è stata una sorpresa per tutti. Infatti sono tutti contentissimi comunque di essere arrivati in finale al terzo e quarto posto e complimenti al Tritolio, basta. Sportivissimo come sempre Maiani, come tutta la squadra del centro revisioni Padriciano, main sponsor di questo evento Crese Cup 2010 e che ha raggiunto con un solo tesserato un traguardo davvero storico per una formazione così, la finale del terzo e quarto posto, che comunque è un obiettivo stupendo per voi. Grazie mille per essere venuto ai nostri microfoni, ci rivediamo per la prossima edizione. Certamente, grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Ciao.